Islata al vero che es la libertad. L'amor que te espero, guardo la verdad. Cal segre l'uriero, lucros del malar, grano la miserio, can floris lo blanc, eso es la tal vero que es la libertad. Pensar l'anciso de ne vires pas d'autant de bisous prends-nous vent sul nas une paroliso la peine che sarras un lasero sonniso ne viendrà per passar l'anciso te revires pas. Los en luno ne veirem la fi, ne perdrem pas un ocell amb lo camí. L'ocell tot s'engruno del ser al matí, la bestió feruno pedis lo caní. Los en luno ne veirem la fi. Fraire contro fraire tiram lo cutel, enfant de tamaire che va la dio per la mio val pagaire un no se lo becaire, no spicar al wey, fraire contro fraire tira lo cutel. Jesús la tal vero que es la libertad, la libertad. La verdad, la verdad, la vida te espero, de cruz en balar, pues la miseria, tan gran blanc, esa es la tal vero que la libertad, la libertad. Grazie. Grazie mille, benvenuti e benvenute alla premiazione della 18ª edizione del Premio Stana. Grazie mille per essere qui e grazie a tutte le persone che ci seguono perché siamo in streaming, video e audio, quindi siamo potenzialmente in tutto il mondo quando tutto il mondo è qua a Ostana. Questa è la 18ª edizione, tanta strada si è fatta. Chiamerei qui a dire due parole sul Premio Stana, su questa edizione e anche un po' su quello che è stato il percorso di questi anni che ha visto passare a Ostana innumerevoli persone da tutto il mondo, il sindaco Giacomo Lombardo. Non dipende da noi. È là. Parlaci dentro. Proviamo. Sa, prima funzionava, no? No.
prendi un attimo il mio, dai. Poi. Sì. No, pensavo fosse una questione di uomo-donna. No, dicevo che avrei preferito fosse Ines, che però ci raggiungerà più tardi, a dire due parole, perché io comunque ho due cappelli e non so mai se indossare quello del sindaco o quello della Camera d'O. Per cui prima farò due parole da sindaco, dicendo che stiamo concludendo una manifestazione un po' atipica per questi giorni, perché non è che noi possiamo fare una manifestazione così però dimenticando tutto quello che ci sta capitando nel mondo. E quindi è doveroso, secondo me, fare un accenno anche al fatto, ma anche per rimarcare il valore di questa manifestazione. Quindi un mondo che ha perso il senso del limite, dal vero. Perché il più forte decide che quella terra è mia, la talvera non esiste più. E quindi sono forte e decido che, un po' l'agnellino, no? Che la mamma aveva sporcato l'acqua e quindi il lupo si prende l'agnellino. Quindi un momento dove le leggi internazionali sono calpestate, si può uccidere donne e bambini a distanza, come tirare al piccione, a un uccello. Ecco, quindi dove si è perso questo limite, la responsabilità si è persa, perché io penso che ogni persona, ogni umano abbia una responsabilità verso chi lo circonda. E poi se hai delle cariche, anche man mano che sono importanti le cariche, aumenta la tua responsabilità. Mi pare che questo concetto, che c'è sempre stato più o meno, si sia perso. E quindi noi oggi stiamo facendo una manifestazione anomala rispetto a questi valori, perché ormai non è che il mondo si è mobilitato vedendo quello che stava capitando in Gaza o da altre parti. Poi ci sono posti dove capitano queste cose e non sono neanche conosciute o non si pone attenzione. Beh, intanto due parole sul premio Stana, come è capitato, perché è capitato un po' per caso, nel senso che il primo premio l'abbiamo fatto come costola del premio Grinzane Cavour, grazie alla sensibilità dell'allora presidente Mercedes Bresso, che era venuta al Forte di Vinadio quando il premio Grinzane Cavour è stato dato a Mauro Corona. In quell'occasione la Bresso venne a Vinadio e noi gli proponemmo di fare una costola dedicata alle lingue minoritarie. Infatti il primo anno lo facemmo col Grinzane Cavour e premiammo allora Conde, premiammo Max Rocchetta e qualcun altro che purtroppo tanti premiati non ci sono più. Da qua non ci sono più neanche io. E Sgorlon, ecco Sgorlon che anche lui non c'è più. Poi ci fu un problema, il Grinzane Cavour ebbe un problema, stemmo fermi 2 anni e poi Ines, io e il qui presente Walter Giuliano si pensò di continuare e quindi quella seconda edizione fu fondamentale perché avemmo Gavino Ledda per il sardo, Uiti Maera, più grande scrittore di lingua maori, Boris Pacor, Yves Rocchetta, anche perché Yves, parlai con Yves, credo alla manifestazione a Carcassuno per la lingua occitana e lui mi disse aspetti che muoia per darmi un premio. No, mi disse proprio, giuro, mi disse proprio così. E lo premiamo. E poi c'era Canales che arrivava dal Sud America, Viano per la traduzione. E poi il premio si è sviluppato, è andato avanti e direi che oggi questa edizione secondo me è un po' un'edizione di passaggio a un livello ancora superiore e
E grazie, io parlo sempre di Ines, ma grazie al fatto che ci sono tutti loro dietro, perché il passaggio generazionale ormai è obbligatorio. E quindi da anni pensiamo come la Ciambra può andare avanti, non solo per il premio che è importante, ma per tutto quello che stanno facendo i ragazzi nelle varie situazioni, nelle varie valli. E quindi questo è un momento di passaggio dove dovremo dare il testimone, non dico domani mattina, però nel breve, ne ho parlato stamattina proprio con Ines una buona mezz'oretta, e quindi il prossimo premio secondo me sarà poi diverso, perché sarà, per carità, poi fino a quando abbiamo fiato noi staremo dietro, eccetera. 2 parole invece sull'essenza del premio. Cioè a me ha sempre colpito, però probabilmente perché stanotte non ho dormito tanto, il senso di rispetto che c'è tra i premiati. Cioè rispettare l'altro che ha un'altra lingua, che non ritieni che sia meno importante della tua, cioè tutti sullo stesso piano. E quindi noi abbiamo sempre una sfilata di persone molto importanti che hanno fatto dei percorsi di vita culturali molto importanti, che però non si autocelebrano. Vengono qui, si mettono sullo stesso piano degli altri e mettono a disposizione le cose che sanno e ci fanno imparare sempre tante cose, perché non si finisce mai, fortunatamente, nella vita di imparare. E quindi io non ho niente altro da dire se non dire che questa manifestazione è anomala, però come già abbiamo detto a Cuneo quando abbiamo presentato in ATL il premio, è un segnale che si manda al mondo. La politica oggi non c'è qui, perché noi non siamo importanti per la politica, perché quello che noi diciamo non è importante per la politica, e questo è un brutto segnale. Quindi qui veramente noi dobbiamo però tenere in piedi questa piccola scintilla, dandola a disposizione a chi vorrà capire quello che noi vogliamo dire. E quindi io ringrazio tutti quanti voi che avete la stessa passione che ho io, che ha Ines, se no non sareste qui, e augurandoci di rivederci tra un anno. Grazie a tutti. Grazie mille Giacomo per il tuo intervento, per le parole, e passiamo all'atto pratico, quindi chiamiamo qua la prima persona che premiamo. Adesso provo a parlare in questo microfono, così se glielo do e poi funziona sì, ehi, non ancora, sì, yeah, sì. Così almeno dopo lo consegno a loro, perché dovremmo dire una roba contemporaneamente. Quindi chiamiamo ad aprire questa rassegna di premiati come premio speciale testimone delle lingue Tem e Deve dal Togo, Tetereo Ali Tagba, con il suo accompagnatore Oliviero Vendraminetto. Ok, adesso se Oliviero vuole dire qualcosa su Tetereo, poi leggiamo un pezzettino, così anche le persone che non hanno mai sentito la lingua Tem possono avere un assaggio di questa lingua che viene da così lontano. Tu commences toi? Ok. Dokiya tale mo dok na idom chu
Mogon me benne timne. Evena hali. Buro moguna idom mandale. Evena hali. Kaza. Morokana mala na witom te vena hali ne. Moguna te mandali yo. Malakasi sida vene. Moguna si mandale. Mahale kada kozone. Moguna ki mandale. Ero ivena haline. Mogunai mandale. Ina idom. Moguna mandali yo. La traduzione: mantenere o lasciare. Ci tenevo a lei, a lui, senza fare attenzione ai suoi problemi. Ci tenevo fortemente, molto fortemente. Ma poi, dopo una matura riflessione, mi sono reso conto che lei, non aveva un buon carattere. Ecco perché il suo problema l'ho lasciato perdere. Lei non sa essere. Accidenti, tenerla, per cosa farne? Il problema che non c'è l'ho lasciato perdere. Io e i miei cattivi comportamenti li ho lasciati perdere. Il mio carattere non buono l'ho lasciato perdere. Se non hai un buon carattere, ti lascio perdere. Te e i tuoi problemi vi lascio perdere. Grazie mille e chiamiamo a consegnare fisicamente il premio a Tetereo Carlo Zoli. Sì, allora consegniamo quel premio per fare la foto, il filmato, poi verrà rimesso lì perché il premio verrà spedito perché ha un peso di circa 45 quintali, però è molto, molto interessante come premio, tutti gli anni porta il motto. E mentre loro fanno le foto di rito io vi leggo la motivazione. Il premio speciale 2026 viene conferito a Tetereo Ali Tagba per il suo impegno di scrittore e poeta nelle lingue Ewe e Tem, 2 delle 42 lingue diffuse in Togo. La sua attività artistica è poliedrica e spazia dalla narrazione alla poesia, dall'arte plastica al teatro, con un impegno umanista e uno sguardo contemporaneo aperto alla complessità di una società postcoloniale. Nei suoi scritti emergono temi quali la vita familiare, la vita nei paesi e nelle città, l'amore, le ingiustizie sociali, la corruzione morale e la natura. L'opera di Tetereo Ali Tagba è degna di riconoscimento di un evento internazionale come il Premio Stana, che auspichiamo possa costituire un incentivo alla crescita e alla valorizzazione dei giovani talenti africani. Mina ko kari yo sofalada, mina ko kari sofalada. Akpena mi kakalu, maune da akpena mi negba da akpena ostana pe toke kem, ble amekusio kata ova. Mdakwe gande na mi mezemi mandas mezemi meze ostana de kubona mamamam wo mbaba mazmoro ba fama kujuni nikna ba fama telekna ne mezeo mandas mezeo yo ko kubongo do e ferme aleheri. Penso che abbia detto un gran grazie a tutti. Grazie mille. Grazie. Allora, noi da qualche anno abbiamo ricevuto da Ines Cavalcanti, la direttrice artistica, il compito di fare un omaggio a ognuna delle minoranze linguistiche premiate. Donc, nous avons fait une chanson per chaque minorance.
excusez-nous, parce que nous, et c'est seulement un hommage, nous ne sommes pas bons à chanter dans les langues de le monde qu'on ne connaît pas, mais c'est une fois de remercier vous pour être ici. Donc, abbiamo già sentito quanto Tetereo e le sue lingue siano musicali, ma ci ha regalato Zelie, un canto che parla di giovinezza, di conservare, guardare bene la giovinezza, non sprecarla. Parla di ragazze che danzano sotto la luna e che devono comunque pensare al loro futuro. E la regaliamo per omaggiare anche il premio Ostana, che è arrivato al suo 18° compleanno, che questa giovinezza continui nella maturità futura. Il pubblico può partecipare. Il pubblico può partecipare. Grazie. Bene, procediamo con la seconda premiazione e chiamiamo qua sul palco con noi Sirpati Tudu per il premio Giovani, accompagnato da Teresa Geninatti Chiolerio per la lingua santa. Ci leggete un pezzetto, hai due cose da dire su di lui? Sì, prima posso fare un Certo. annuncio. Sono emozionatissima e mi batte forte il cuore perché oggi Sripati ha deciso in questi giorni di premio, di lanciare il suo nuovo libro, come abbiamo detto ieri. E quindi questo è il momento della premiazione
è il momento dell'apertura vera e propria del plico, così come è arrivato dallo stampatore. E quindi è un'emozione grande perché, come diceva ieri, ha lavorato le 72 ore precedenti al lunghissimo viaggio che ha affrontato, ha lavorato per poter arrivare qua con questo plico oggi. E quindi today, on the occasion of this prize, this award, you would like to officially launch the release of your last book. So now we are proceeding with the official opening of the book parcel, and Sripati, it's your floor. Okay. Please call the president and some official. I hand over them and we take official photography. Ok, no, before we have to read. Allora, fermiamo le emozioni, continuiamo a tenere il plico chiuso perché prima dobbiamo sentire e vogliamo sentire la lingua Santali before we have to read your poem. Yes. Yeah, you are. Johar. Katha tahena. Bang tahena noa hormo eyai jonom habi. Chorok chikad rup muthan kunami terdej meskoj dulad. Sasai serma parom juk jiad habi. Eken tahena hor talare jiwi jhat gotiri. Duk suk re kami beda re. Titi sapap taram dahar re. Gate gapate mimit gotang ghadi. Katha tahena sai pidhi manmi birad sechet sauta tala. Le parole rimarranno. Questo corpo non durerà per 7 vite. Questo bel viso e l'amore che sorride al chiaro di luna, neanche. Non durano per 1000 anni in eterno. Solo i ricordi rimarranno di essere stati l'uno accanto all'altra nei momenti del bisogno. Le immagini di quei momenti rimarranno. Le parole rimarranno tra le società istruite di migliaia di generazioni di esseri umani. Thank you. Thank you for your poem. Dici tu, Paola, è finalmente arrivato il momento? È finalmente arrivato il momento perché chiamiamo colui che consegnerà il premio a Sripati ed è la persona più giusta a cui conferire questi nuovi libri che sono ancora, cioè, e sono impacchettati da quando è arrivato, è meraviglioso, cioè assistete a una cosa unica nel mondo in questo momento. E chiamiamo di nuovo con noi, ma in un'altra veste, ad assegnare il premio il sindaco Giacomo Lombardo. Venga, venga. Adesso con la fascia da sindaco devi venire però, Anche come presidente, lo vogliamo con tutti e 2 i cappelli uno sopra l'altro. Con il doppio cappello. Con il doppio cappello. Allora, devi consegnargli il premio. Acchiappa il premio. Posso? Yes. Così io leggo la motivazione mentre voi fate le foto, poi posate il premio e finalmente vediamo i libri. In un tempo in cui le lingue minoritarie e i patrimoni culturali locali sono sotto pressione ai 4 angoli del pianeta, l'opera di Sripati Tudu risplende come un esempio di resilienza, creatività ed edizione. Con gli strumenti del presente e un profondo radicamento nella tradizione, egli lavora per far sì che la lingua Santali, veicolo di un'identità millenaria, non solo sopravviva, ma si rinnovi nelle nuove generazioni. Il suo impegno ci ricorda che la difesa della diversità linguistica è una battaglia universale che supera i confini geografici e unisce i popoli nella comune volontà di affermare il diritto alla propria voce, alla propria memoria e al proprio futuro. Con questo premio celebriamo un ponte tra le Alpi e le colline del Jangan Mahals, fra 2 comunità distanti ma accomunate dall'amore per la propria lingua madre. Tudu ispira i giovani di tutto il mondo a farsi custodi attivi del proprio patrimonio culturale, dimostrando che la vera innovazione nasce dalla profonda conoscenza delle proprie radici. Per queste ragioni, in riconoscimento al suo instancabile e appassionato impegno,
consegniamo a Siripati Tudu il premio Giovani, augurandoci che la sua voce e il suo esempio continuino a risuonare forte e chiaro. We are proud of you. We are proud of you. And now it's your turn. Okay, I get. Now is the time for the books. It's your turn. Adesso c'è questo unwrapping attesissimo e la consegna. Esatto. And the first copy. Wow. Thank you. Wow. With this present, we have no more excuses. We all have to study Santali language to read it. Non abbiamo più scuse, adesso dobbiamo imparare il Santali per leggerlo, perché è tutto scritto in Santali. Thank you so much. Sì, Giacomo, se vuoi leggercene un pezzo, noi siamo felici. He has also a grammar for us. Ha anche una grammatica per noi, quindi il pomeriggio seguirà lezioni di grammatica santali. Yes, I have 3 books now. One is the translation of Indian Constitution. Another is a handbook of spoken Santali for learning Santali language. And third one is my poetry book, Phagun Reni's Patni. Already I recite few poems here. So I want to present these 3 books to our president. Yeah. Grazie. Regala a Giacomo anche la Costituzione indiana tradotta in Santali, un libro proprio facile per i dialoghi principali, tipo dove vado a dormire, cosa si mangia stasera, e il suo libro di poesie li regala a Giacomo, che dovrà andare a questo punto in India a parlare Santali direttamente là. Posso dare la Costituzione italiana in Sarebbe bello. Yes, yes. Thank you. Grazie mille. Grazie. Another book I want to give Teresa. Is for Wow. outstanding contribution and also support. So please take it. Yeah, thank you. Yeah, okay. Thank you. Okay, thank you. And can I tell them about... Yes. Allora, Santali ieri sera, Sirpati ieri sera ci ha detto che voleva farci un regalo oggi, perché a noi ha regalato i libri, ma vuole fare un regalo a tutti. Quindi alla fine di tutto, dopo l'ultimo premiato, dopo gli ultimi baci, dopo che togliamo un po' di alambicchi qua intorno, spostiamo le sedie e lui ci vuole insegnare a tutti quanti una danza Santali che fanno dalle loro parti. Quindi alla fine, don't go away at the end, ne pas aller tout vite à la fin, parce qu'on va danser une Santali dance tous ensemble ici dans la salle libre, sans chaise. Merci. Ok? Quindi a dopo. Merci. Però prima certo. un canto potentissimo, così ci dice Sripati, ce l'ho consegnato dicendo che questo è diventato un inno per i Santali e racconta, è quasi una chiamata all'azione, al coraggio, all'unità di tutto il popolo Santali in quanto popolo indigeno. Canta la unicità totale e la comunione dei popoli. È un canto composto da Sadhu Ramchand Murmu.
Grazie. Allora, passiamo al terzo premiato. Chiamiamo per il premio Cinema qua sul palco con noi, testimone della lingua friulana, Dorino Minigutti, accompagnato da Antonello Zanda. Bene, il premio Cinema l'abbiamo sempre consegnato e assegnato sulla base di un criterio fondamentale. Abbiamo sempre individuato registi che utilizzassero la lingua minoritaria non come un aspetto secondario del film, ma come un elemento espressivo costitutivo. Non è facile trovare registi che fanno questo tipo di uso della lingua, no? Proprio perché quando il regista fa questo uso della lingua e lo intreccia con tutta la capacità del cinema di produrre immagini e usa la lingua per produrre altre immagini, fa un uso del cinema sapiente, fa un uso sapiente del cinema che è l'uso politico-culturale del cinema. Il cinema è arricchito dalla lingua perché la lingua entra dentro il film e ne esce rafforzata. Dorino Minigutti è uno di quegli autori che ha sempre utilizzato, anche se il termine non è corretto, perché utilizzato sembra una cosa strumentale, ma ha sempre sentito, ecco, avvertito la lingua come un elemento non accidentale, non contingente, ma strutturale e costitutivo dell'opera cinematografica. La lingua è alla pari dell'immagine nel film che produce. Ecco, questa è la caratteristica un po' del premio cinema che in questi anni abbiamo voluto proporre nelle nostre selezioni. La parola a Dorino. Grazie Antonello. Mandi a Duce, io sono un vero onorato di sei equipe al premio Ostana. Ma c'è che il premio Ostana non è un premio per me celebrativo, ma è un premio motivazionale. Motivazionale per me e perché i furlans che come me ogni dì e ciri di mantenere vive e forte le nostre lingue. E soprattutto una roba bella di che i disca è che per me Ostana è stato il Louvre del mondo, dove che identità e culture e globalizzazione disinta senso più generale si sono tutti insieme come in un'unica medaglia, le medaglie di umanità. Traduco. Quello che ricordo, visto che parliamo di memoria. Innanzitutto grazie, buongiorno a tutti e grazie. Per me il premio Ostana, che per me è un grande onore essere qui a riceverlo, è un premio che non è un premio celebrativo, ma è un premio motivazionale per me e per tutti i friulani che come me ogni giorno lavorano per mantenere viva la nostra lingua. La cosa che veramente mi è piaciuta molto in questi giorni trascorsi ad Ostana è stata proprio la sensazione che Ostana è stata in questi giorni un po' l'ombelico del mondo, dove identità e diversità sono, come dire, le due facce della stessa medaglia, di un'umanità che si trova insieme per condividere un'esperienza. Ecco, aggiungo in italiano che voglio ringraziare sia gli organizzatori sia i volontari che hanno lavorato e che lavorano a questa, secondo me, importantissima iniziativa, proprio perché sono un esempio per tutti noi di come la dedizione di tempo e di energie proprio è un esempio per mantenere viva una lingua
per mantenere vive le nostre lingue, ma non solo mantenerle vive, ma mantenerle in salute, perché sopravvivere penso che non sia il nostro obiettivo. Ecco, la salute è la cosa più importante. Grazie. Grazie. Stesso ringraziamento da parte mia e di tutto il Babel. Grazie. Chiamiamo a consegnare il premio a Dorino Fredovalla. Non so se lo aspettava, ma prima o poi ti tocca, Fredo, consegnare un premio. Dobbiamo metterci qua. No, lei leggerà la motivazione adesso. No, ma io molto starò. Discretamente. Chiediamo una mano. Così potete fare le foto insieme. Mentre io leggo la motivazione al premio. Il premio Stana viene conferito quest'anno 2026 al regista friulano Dorino Minigutti per la coerenza e la qualità del suo percorso cinematografico, caratterizzato da un'attenzione costante alle lingue minoritarie e in particolare al friulano. Attraverso opere come la serie Int Art dedicata all'arte contemporanea in Friuli e Sviv, una vita di musicante, che sublima la storia di un musicista sui temi universali, fino ad Atlante della memoria, che approda sul versante dell'identità linguistica e del significato della memoria, per citare solo alcuni dei suoi lavori, Minigutti sottolinea come il friulano possa essere una lingua viva di narrazione, di riflessione e di resistenza. Così nei suoi lavori il territorio non è un semplice sfondo locale, ma radice di un percorso culturale che tocca il rapporto vivo tra lingua e terra. Le persone, le storie, le comunità vivono per la e nella lingua, che è strumento naturale di espressione, senza retorica o deriva folcloristica. La sua opera mostra come l'uso di una lingua minoritaria nel cinema possa uscire dall'intento nostalgico e diventare un nodo attuale e consapevole del mondo reale del suo racconto, del suo essere alle spalle e all'orizzonte della nostra storia, personale e collettiva in un tempo stesso. Per questo impegno continuo e per la capacità di coniugare ricerca artistica e responsabilità culturale, gli viene conferito il presente riconoscimento. È stata una sorpresa, non me l'aspettavo, ma sono felice perché Dorino e Antonello sono due vecchi amici. Con Dorino sono stato in giuria tanti anni fa in un premio a Udine, conosco il suo lavoro, lo apprezzo, è importante, così come conosco il lavoro che fa Antonello e tutti i suoi collaboratori della Cineteca di Cagliari, in generale e in particolare con il Festival Babel Biennale. Anche lì sono stato più volte, siamo stati anche con delle nostre opere, pure Andrea Fantino. E se c'è una sezione Premio Cinema Ostana, questa sezione è proprio perché ci siamo incontrati, ne abbiamo parlato. E questa idea è cresciuta e continua a crescere. Io spero che rimarrà sempre nei programmi del premio. Grazie Paola, scusa. No. Ci mancherebbe, grazie a te. Grazie mille. E per il friulano, come non pensare alle villotte? Un genere, un tipo di canti che arriva direttamente dal Rinascimento e ancora si canta. In questo caso 3 villotte. Le villotte raccontano bozzetti di vita, sono lirico monostrofico. In questa c'è anche una ninna nanna e sono particolarmente conosciute, diffuse, cantate. Hai mangiato un grande uve, hai mangiato un grande uve, hai mangiato un grande uve, para sclarirmi un po' la voce. E come che l'hai sclarita, come
Vieni giù, Chiarniedi, Chiarne vieni giù, Chiarniedi, Chiarne vieni giù, Chiarniedi, Chiarne vieni giù, batti il ta, che te con le pippe in testa, che te con le pippe in testa, che le con le pippe in testa, che le ciance frego il tabac. Srindulaile, srindulaile, che bambinone, srindulaile, srindulaile, che bambinone, srindulaile, srindulaile, che bambinone, casi torni a dormire. Grazie. Procediamo con il premio internazionale che consegniamo al testimone della lingua creola della Réunion. Chiamiamo sul palco André Robert, accompagnato da Jean-François Mariot. Un applauso. Grazie, merci beaucoup. Merci au parrain surtout, qui m'a découvert dans mon entre en Catalogne. Mais c'est très bien d'être ici, c'est très bien ce prix, c'est très bien d'être ici où toutes les langues se valent et où il n'y a pas de hiérarchie entre les langues et où on se respecte au moins linguistiquement. Voilà. Hein? Vou fare il revirato in usitano adesso che acabo di dire, perché io parlo usitano in periodo debutto. Bon, direi pares che l'hai scoperto in tutto in Catalogna, che spaventate. Bon, ma è una causa di essere qui, a Ustano, per essere tutte le lingue al mesmo livello, in plena egalità e in plena produttività a tove e inventività. È quello che voglio dire. Bon, comprendo pas ce che dice, un po'. À peu près. Ah, Valera. Sì, ci fa sentire il suono della lingua creole della Réunion. Je ne vais pas lire un texte de moi, mais je vais lire un texte qui est un texte fondateur du créole réunionnais et que j'ai eu le plaisir d'éditer, qui s'appelle Cosmo Maloya, et qui est un texte qui est de quelqu'un de ma génération, donc un texte qui a été écrit dans les années 1970. C'est un tout petit bout que je vais lire parce que c'est un texte très long, qui est une grande complainte, qui vient, qui revient, qui est lancinante sur la misère et sur l'exploitation. Mais c'est un texte très facile pour vos oreilles, je pense, plutôt qu'un texte littéraire et intellectuel. Maloya n'y vivent sur la terre. Maloya n'y vivent dans le can. Maloya n'y vivent la misère. Maloya nous vivent dans le boucan. Zordi la pli? Zordi m'y plie, demain m'y réveille. Tous les jours, le matin, mi guette si la rade. Battant la lame, y envoie quantité galée, zame rose. Coup de bassin, kef ronflé. Ça n'aurait tant l'arrivée. Guette un peu l'oni, sa cyclone l'arrivée. Bonne payanke, il rôde, il cavait un hirondelle. Bonne payanke, il rôde un lilette pendillé. M'y habite sur la terre? Un petit terre malheureux. M'y habite si les hauts, un golette la terre moins la pointe.
Jordi la plie, demain soleil. Jordi m'y plie, demain m'y réveille. Merci. Chiamiamo a consegnare il premio il presidente dell'UNCE in Piemonte, Roberto Colombero. Il premio internazionale 2026 è conferito ad André Robert, attivista visivo, poeta in creolo della Réunion, editore e instancabile attivista della pluralità culturale. Figlio di una terra colonizzata, ha fatto propria la causa dei popoli che lottano per la libertà e si è battuto per il riconoscimento e l'uguaglianza delle lingue minoritarie. Proveniente da un contesto socialmente e culturalmente oppresso, conduce una battaglia di chiara ispirazione libertaria contro ogni forma di dominio. Attraverso la sua attività editoriale ha contribuito in modo decisivo alla diffusione internazionale della produzione letteraria della Réunion, rimanendo accessibile anche in formato audio, rendendolo accessibile il patrimonio poetico creolo, così da raggiungere chi non aveva potuto conoscerlo in quella forma scritta. Dalla Catalogna del Nord ha continuato a creare strumenti e spazi per dare voce ai poeti privi di mezzi di espressione. Come poeta, organizzatore culturale e artista visivo, partecipa attivamente alla vitalità di una lingua minacciata e promuove dialogo, incontri e occasioni di scambio tra lingue e culture diverse. Per tutto questo, come ogni orso combattivo merita il miele, André Robert merita il premio internazionale qui a Ostana, capitale della pluralità. Merci. Batarsite, meticceria, potremmo dire, in italiano. Un brano composto dal poeta e musicista Daniel Varot, che non è soltanto una canzone, è considerato un manifesto culturale e linguistico per il mondo creolo reunionese. E è un brano che grida fortemente, chiama con orgoglio il mix culturale, la meticceria, la pluralità. Batarsite. Mon papa non me panoir, casse pas moi c'est mon histoire, tortilla café malvar, buena nation ma femme bâtard, tortilla café malvar, buena nation ma femme bâtard. Tatoué, si t'y vas, ton blanc cité, gagne à toi, si t'y vas, assez tatoué, si t'y vas, ton franc cité. Maman pas besoin de dire, mais faut pas mon qualité, des mots pour la terre sans tout bon bâtard cité. Maman pas besoin de dire, mais faut pas mon qualité, il a bon pour la terre sans tout bon rayonner, sans des beaux
Bore curatela tanto mo che io ne ste. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Grazie mille. Procediamo con il premio Minoranze linguistiche. Ogni anno Ostana premia una delle 12 minoranze linguistiche riconosciute dalla legge 482 e presenti sul territorio italiano. Quest'anno il premio è andato alla lingua Arbresh nella sua variante della Calabria. E il premiato, che non è qua con noi perché ha avuto problemi a raggiungerci, è rappresentato dal suo accompagnatore. Il nome del premiato è Vincenzo Bruno e noi chiamiamo in vece sua il suo accompagnatore Domenico Morelli. Dico qualche parola all'inizio. Buonasera a tutti. Parlo a nome anche di Vincenzo, che veramente è molto dispiaciuto di non essere potuto venire qui. Aveva preparato molto bene questo viaggio, sia con delle pubblicazioni e sia soprattutto spiritualmente, perché questo premio voleva essere un premio alla carriera, come ho detto l'altro giorno, di una persona che ha dedicato tutta la sua vita all'arberia, all'insegnamento, alla creazione del teatro, perché questa identità, questa minoranza, questa cultura continui a vivere e a crescere. La nostra è una letteratura viva che viene creata giorno per giorno da tanti scrittori, quindi non è una cultura, una lingua in estinzione. E il premio Ostana, da questo punto di vista, mi sembra che sia particolarmente interessato a mantenerle. Già nel 2018 aveva premiato uno scrittore kosovaro, albanese lui pure, che poi ha avuto una esperienza molto importante, diventando professore universitario, uno degli scrittori più conosciuti del Kosovo e dell'Albania. Quindi questo è un buon augurio. Dimostra tutta l'importanza di questo premio, che è formidabile perché riesce a raccogliere in questa borgata, grazie anche alle autorità civili, diciamo così, tanta gente, non soltanto per questi giorni, ma perché ognuno, tornando nelle proprie case, nel proprio lavoro, crea contatti, crea amicizie e quindi continua un lavoro a fare le minoranze. Grazie veramente, grazie. Adesso ascoltiamo un assaggio della lingua Arbresh, letta da un madrelingua. Vi leggo una poesia scritta da Vincenzo l'anno scorso, nel 2025. Come dicevo, è un poeta, uno scrittore che si impegna e che continua a lavorare. Il brano è tratto da un'antologia, Vierschen bide per Ciftin, versi per e con Civita. Il testo in albanese è il seguente: Katundi de gjella njeriut. Kur isha i vikër, katundi për mua djallë, dukej e tër jeta. Kur u rrita, katundi u shtringua si pëlkur e lagur, ahina u trim njoha dejtin ocean. Dhe mendova me uj pa fund, pra u bur njoha botin e gjerë, dhe atë e ëndra pa fare mure. Kur u mblaka, katundi u bënj pik. Nani u plak, te kajo pikës jam e pres të mbilem, me shpresen të gjithësisë i padukur,
cu doto perpice migis, cacatundim deio. Vi leggo la traduzione così. Il paese è la vita dell'uomo. Quando ero piccolo, il paese per me bambino pareva il mondo intero. Quando sono cresciuto, il paese si è ristretto simile a stoffa di telaio bagnata. Allora io, giovane, ho conosciuto il mare oceano. L'ho immaginato colmo di acqua senza fondo. In seguito io, uomo, ho conosciuto la terra vasta e quella ho sognato senza alcun muro di cinta. Quando sono invecchiato, il paese è diventato una goccia. Ora io, vecchio, in quella gocciolina sono in attesa di annegare, con la speranza di un universo invisibile dove ci incontreremo tutti, del paese mio e non. Chiamiamo a consegnare il premio Walter Giuliano. Grazie. Grazie per Walter che è venuto. Grazie Walter, veramente. Ma io vorrei dire che sono molto onorato di consegnare il premio a Domenico Morelli, non soltanto come ambasciatore di Vincenzo Bruno, ma anche per ciò che Domenico Morelli ha rappresentato ormai da decenni per tutti quelli come voi e noi non si sono rassegnati al fatto che le nostre lingue minorizzate scompaiano. Diciamo che Domenico ci ha aiutati a percorrere questa insidiosa talvera, sempre in bilico tra lo sprofondare nell'oblio e invece nel rinascere, nella rinascita della lingua. Ci ha aiutato in questo e anche grazie a persone come lui, ma soprattutto a lui che a Roma, tra commissioni parlamentari e ministeri, ha svolto un ruolo fondamentale, siamo riusciti prima a credere che sotto quella cenere ci fosse ancora della brace e poi a soffiarci sopra per far rinascere la fiamma. Grazie. Grazie. Perfetto. Allora, mentre voi vi godete le foto, venite un po' più verso di me, così siete nella inquadratura giusta. Il premio Stana 2026 viene conferito ad una personalità poliedrica. Vincenzo Bruno è stato insegnante, scrittore e commediografo. Si è dedicato a comprendere, approfondire e valorizzare la lingua e la cultura arbresce, raccogliendo la ricca tradizione orale, rinnovando il linguaggio letterario con una voce originale che ha contribuito alla cultura e alla letteratura attraverso tutti i generi letterari. Bruno si muove nel solco di scrittori e poeti arbresce che hanno tenuto vive la lingua e la cultura con contributi fondamentali tanto per la madrepatria, l'Albania, che per le comunità albanesi in Italia. Nelle sue opere sono da evidenziare e apprezzare aspetti quali la struttura, la profondità psicologica, l'originalità, la qualità, il valore formativo e letterario e la capacità di affrontare temi difficili senza retorica. Il premio Stana Minoranze Linguistiche Storiche 2026 vuole riconoscere il pregio e il ricco percorso letterario e umano di Vincenzo Bruno. Vuole altresì essere un augurio affinché egli continui ancora per molti anni a operare a sostegno e per valorizzazione della lingua e della cultura arbresce. Grazie Domenico, grazie mille. Grazie davvero. Cominciamo la canzone, amici. Oh amore, oi vita, oi mazzo di garofani, vorrei averti in tasca per poterti odorare quando voglio. Questo canto è un canto tradizionale, un vaglie di Civita, paese natale di Vincenzo Bruno. O zeni viaci šoketane, o zeni viaci šoketane, o zeni viaci šoketane, o zeni
popoyete. Oi popo male popoyete. Oi popo male popoyete. Oi popo male popoyete. Moi garofuli macete. Moi garofuli macete. Moi garofuli macete. Moi garofuli macete. Doite kishan de brusete. Doite kishan de brusete. Doite kishan de brusete. Doite kishan de brusete. Ci spostiamo a nord e ci spostiamo al freddo. Il premio traduzione è conferito quest'anno per la traduzione dalla lingua faroense a Luca Taglianetti, accompagnato da Gianfranco Contri, che accogliamo con un applauso. Grazie mille. Mi sentite? Sì. Ringrazio assolutamente Gianfranco di avermi accompagnato e ha messo a disposizione la sua conoscenza decennale delle isole, non solo di vita vissuta, ma anche a livello culturale. È tutt'oggi un ponte culturale tra le isole e l'Italia, quindi assolutamente io sono grato della tua presenza e ringrazio il Premio Stana per la lungimiranza pionieristica, perché siete il primo premio a riconoscere la lingua faroese in Italia, quindi sono davvero contento di questo. E nulla, se le Faroe sono le isole delle pecore, Ostana è Glasöy, l'isola della gioia. Tusen takk for det. Roine esiatea oferiskun, som faroese, etla faroense og italskun. Tusen takk for det, her er Luca. Leggiamo un pezzo, pezzetto. sì? Gianfranco, se vuoi leggere la fiaba. Da fiabe faroesi, tradotte da Luca Taglianetti, pubblicate da Iperborea nel 2018. Tröttle Ciò Papa Leisa è il titolo che dice il troll di Papalese, il senza papà, l'orfano. Einafer voru tvær brøður som heddu tíkje seg saman og livdu og einun lytlun huse bustur og skoinun. Og I fellege vi ser heddu der ein drong som nevndist Papalese eftui at han var leisingabadna og folk vistu ongan papa tja hansara. Quen at voru tvær av daimon bustur, at hegga brenne, men hin tredje var heima til at gjøre mat. Ein dagen, ui hin eldste etter, kjemur eit så vesalit, bangar og dittnar, og bujur sleppa seg inn. Luite te oppavakstur,
men rävoli toet lite och skedje stendur niur till knudja vatui. Det så kallt, sier Tea, och biur lova ser att sitta vid elden aina löytyy. Il troll è senza papà. C'erano una volta due fratelli che vivevano insieme in una casetta lontana nel bosco. Con loro c'era un ragazzo chiamato senza papà, poiché era orfano e nessuno sapeva chi fosse il padre. Ogni giorno, a turno, due di loro andavano nel bosco a fare legna, mentre il terzo rimaneva a casa a cucinare. Un giorno, mentre il fratello maggiore era a casa, venne un poverello, bussò alla porta e chiese il permesso di entrare. Era minuto di corporatura, ma terribile a guardarsi, e aveva una barba lunga che gli arrivava fino alle ginocchia. «Fa davvero freddo», disse, e chiese il permesso di sedersi un po' vicino al fuoco. Grazie. Chiamiamo a consegnare il premio a Luca Taglianetti direttamente dalla Bretagne il giornalista Bernard Descas. Bene, vi lascio fare le foto. Con questo... Venite vicini. Con questo riconoscimento il premio Ostana Scrittura in lingua madre intende celebrare il lavoro di traduzione di Luca Taglianetti, che per la prima volta rende fruibile in lingua italiana un patrimonio narrativo raro e prezioso. Il faroese, a lungo oscurato dall'uso ufficiale del danese, ha rischiato di scomparire come lingua scritta, resistendo grazie alla tradizione orale di fiabe, racconti e leggende, un corpus letterario che si è custodito per secoli e ha conservato l'identità linguistica e culturale delle isole Faroe. Le traduzioni rigorose e sensibili di Luca Taglianetti hanno mantenuto intatto lo spirito originario dei testi, preservandone il ritmo, le immagini e la naturalezza. Il premio Ostana gli riconosce dunque l'importante atto di tutela culturale in cui la traduzione fa da ponte tra lingue e culture lontane e nuovi lettori. L'opera premiata restituisce con finezza la musicalità, l'immaginario e la profondità di una lingua che ha trovato nella narrazione popolare la sua forza vitale. La sua pubblicazione, in una collana dedicata alle fiabe nordiche, colloca finalmente il faroese accanto alle altre lingue del nord Europa, riconoscendogli il posto che merita nel panorama letterario. Grazie. Grazie. Luca ci ha consegnato ieri un immaginario magico, ci ha portato attraverso personaggi, situazioni ironiche, drammatiche, il destino. Ecco che la grande letteratura popolare permane con la sua lingua faroese, che è stata in grado di creare un inno condiviso da tutti. Ecco l'inno delle isole Faroe. Tu
Grazie. Bene, giunge il momento di premiare la lingua autoctona di queste terre. Il nostro premiato non viene da queste parti, ma come voi sapete la lingua occitana unisce persone che abitano in stati politicamente diversi con confini, ma la lingua occitana è riuscita ad abbattere questi confini e a passare oltre tutte le talvere che c'erano tra uno stato e l'altro. Quindi chiamiamo per il premio in lingua occitana a ritirarlo qua sul palco con noi dalla Francia Jean-Frédéric Brun, accompagnato da Eliane Tourté. Alors, voulais dire que per io è un'emozione grande di mi ritrovare qui a Ostana, premiato da quel premio che ne segui la storia d'empioi quasi 20 anni, è la storia che già conoscono al commencement, après il premio Grisane e Cavour, cada annata riscontrava in dei mondi che volevano salvare sa lingua e se parlait de lengas maires, se parlait de lengas minorizadas, ara cau dire que d'un costat hi ha les lengas hegemoniques e d'un altre costat les lengas non hegemoniques. E quan nos rencontrem ici, descobrissem dos causes. És que havent des diversitats extraordinàries, cada lenga és un trésor irreemplaçable, e també havent des causes en comú, sent una família. Les lengas non hegemoniques representant toute una dinamique que nous retrouvons ensemble et demain nous retrobarem, demain serem forts per mostrar que nostres lengas representent pas le passat, mais un futur que coneixem pas et qu'on embastit ensemble et que soy segur que és extraordinari. Donc merci per aquel premi. In italiano? E lo traduco. Per io è un regalo straordinario di ritrovarmi qua premiato per il premio Ostana. È un'avventura che ho vissuto quasi 20 anni, già l'ha contata quell'avventura, e qua ho riscontrato ogni anno culture che volevano vivere, e poi abbiamo scoperto due cose. La prima cosa è che ogni cultura minorizzata è una ricchezza straordinaria per l'umanità, e l'altra cosa è che siamo una famiglia. Abbiamo molte cose che sono comuni per noi, e insieme dobbiamo conoscere noi meglio e meglio, riscontrarnos, perché sono sicuro che il lavoro che facciamo non è di riguardare il passato, ma è di bastire qualche cosa di nuovo, che non solo per noi, ma per tutta l'umanità, e tutta un'altra sensibilità. C'è la sensibilità delle lingue egemoniche, che è molto rigorosa, e poi noi rappresentiamo sulla talvera la libertà, e credo che rappresentiamo anche un futuro. Non so cos'è quel futuro, nessuno non lo sa, ma sono sicuro che è un'avventura straordinaria che stiamo vivendo. Grazie. Juste una parola, perché Jean-Frédéric a parlé du futur, e io vorrei souhaiter un avenir per tutte le nostre lingue a nous autres. Lui ha parlato del futuro e lei augura un bellissimo futuro per tutte le nostre lingue minoritarie che si sono incontrate qua in questi giorni a Ostana. Chiamiamo a consegnare il premio a Jean-Frédéric Brun,
giornalista, professore universitario, Mélanie Lupi. E mentre loro si preparano per le foto, Jean-Frédéric Brun ha difeso e promosso con la sua ampia opera letteraria la lingua e la cultura occitana. Ha così contribuito al rafforzamento di tutte le lingue minoritarie, maturando con chiarezza un'idea fondamentale. Se le lingue egemoni la fanno da padrone nel mondo razionale, definito, freddo, gelido, le lingue minoritarie sono aperte a prospettive di immaginazione prive di ostacoli che ci rivelano un mondo possibile che intreccia realtà e immaginazione. Tale convinzione fa della lingua doc non una fragile sopravvivenza, ma uno spazio magico, uno sguardo privilegiato verso aspetti in cui le lingue egemone faticano a muoversi. Come presidente del Pen Club Occitano dal 2007 ha operato per la sua completa integrazione nel Ben internazionale, permettendo alla lingua doc di essere conosciuta, riconosciuta come una fra le grandi culture del mondo e gli occitani di incontrare altre lingue e culture. Delle numerose edizioni del Premio Stana, Jean-Frédéric Brun è stato un frequentatore assiduo, contribuendo alla riflessione sul ruolo delle lingue minoritarie e accompagnando alcuni premiati alla sezione Lingua Occitana. Per il suo impegno, per la ricchezza della sua opera e per la sua azione internazionale, il Premio Stana gli conferisce il Premio Lingua Occitana 2026. Il premio è un'opera d'arte che da qualche anno realizza Michelangelo Tallone, un artigiano che si occupa di realizzare ogni anno il premio Stana, incidendo il motto di ogni edizione. Ve lo mandiamo poi, assolutamente. Leggiamo un pezzo di lingua occitana che prima non l'abbiamo fatto. In italiano, certo. Guardo la pagina. Ok. È un poema che parla dei cammini di libertà, dei sentieri di libertà nei termini incolti del linguaggio. È il tema della Talvera. Dunque, Anarem passeggia, onde tout se cambia in vibration de luz. L'ondas cammine s'esquius, onde la vida se dissou, e onde lo gran silenci es un sulome de driança, que encanavo ni luciava las ferenas de la igagna. Los castells, aclapats di lumati eterne dau poema, mai nau qu'aquella enflorida de la gloria das penjals, conui su la dussur verdale de la flamma que sequia, au ciprès d'un rai velinde, onde tota l'agna s'esbeu. D'audacia saurinella e de perfum, radas fieras de l'auba, mentre tunais de la nafra, d'un portal subranclavat, los jours estiu reflamejant e bau de l'infantesa e la car, ses espelide au cimel de son triomphe. Le poeta s'esbeu, in l'instant inausit, onde lo lengatge su la riba do miracle, se tremude en pures lius, e lo text azurenc que gli scappa recampa embalausit di leisaua de l'escriure un infinit d'estraniesa. Passeggeremo là, dove tutto muta in vibrazione di luce, lungo i piccoli sentieri impervi dove la vita si dissolve e dove il grande silenzio è un cantico festoso che intonavano all'ora ottava gli eredi della rugiada. I castelli diroccati nell'eterno mattino della poesia, più in alto del fiorire della gloria dei pendii, conoscono la verde dolcezza della fiamma che si alza, cipresso di un sogno limpido in cui si spegne ogni lamento. Di bionda audacia e di profumi fra le nasse dell'alba, mentre tutto nasce dalla ferita di un portale chiuso all'istante, i folli e sfolgoranti giorni d'estate dell'infanzia e la carne è cresciuta al culmine del suo trionfo.
Il poeta resta sorpreso nell'istante inaudito in cui il linguaggio, sulla riva del miracolo, si tramuta in puro lampo e il testo, azzurro, che gli sfugge, raccoglie stupito, nella trama della scrittura, un'infinita stranezza. Merci. Scegliere il brano occitano è stato un pochettino più semplice. Eravamo un poco più sicuri, ecco, abituati alla pronuncia. E comunque non così facile, visto il vasto repertorio, le tante canzoni che ci sono state consegnate, raccontate, regalate in tanti anni di lavoro. E quindi per voi, per il premiato di oggi, un antico canto narrativo, una ballata, anche questa antichissima, cantata da secoli e ancora cantata oggi in tutti i territori di lingua occitana. E non solo, Giul Punt de Mirabel. Un estratto. Facciamo un estratto? O tutto? Guardavo tutto. Facciamo un estratto o lo facciamo tutto? Volete tutta la storia o il trailer? Tutto. Tutto? No, Va bene. Vediamo. Giul punto Mirabel, Catarino Lavavo, Giul punto Mirabel.
potrei senza te fare la cabeza. Ma turne pa montar, non troveva la mano, ma turne pa montar, non troveva la mano. Giù il punto mirave, Catarino pluravo. Giù il punto mirave, Catarino Grazie. Chiudiamo con la consegna del premio Musica. Viene quest'anno premiato la lingua basca e chiamiamo sul palco il premiato e il suo accompagnatore Juan Marí Beltrán Arguiñena, accompagnato da Flavio Giacchero che cambia posto. Jakin behar da zer esan, halako egoeretan esta erresa. No es fácil. La emoción es como un... grazie mille. Grazie a te. Grazie mille por invitar, gracias mille por la forma que nos habéis recibido. Y gracias mille por lo que nos habéis enseñado. Hemos aprendido mucho con vosotros aquí y hemos disfrutado mucho con vosotros. Sì, grazie mille per questo premio, è super emozionato e grazie, ci sta ringraziando per quello che gli abbiamo insegnato e ringrazia tantissimo anche per il divertimento che ha provato a stare qua in questi giorni con noi a Ostana. Una letra tradicional. La forma de estos versos es muy interesante porque tiene dos partes. La primera parte es como mostrar un escenario, un entorno. Y la segunda parte es lo que quiere decir el poeta, que en este caso lo que quiere decir es qué difícil es para mí conseguir a esa amada che quiero. No, ero distratta. Chiedo scusa. Questa canzone è molto interessante, diceva, ed è la forma, come formulata, poetica, ed è suddivisa in due parti. Una parte è come se fosse uno scenario, no? un panorama, mentre la seconda parte è l'interiorità del poeta,
fratello, giustamente, sì. Tengo io. Mendirik mendi lainua, mendirik mendi lainua, pagurik pago usua. Etzegok harrapatzerik goiko neskaren pausua. Etzegok harrapatzerik goiko neska horren pausua. Cambiamo il microfono, grazie. Esto todo. Nebbia da montagna a montagna, nebbia da montagna a montagna, la colomba da faggio a faggio, non c'è nessuno che possa prenderla. I passi della ragazza dall'alto, i passi della ragazza dall'alto, nebbia da montagna a montagna. Grazie. Ora il premio. Chiamiamo a consegnare il premio musica a una persona super discreta ma sempre presente a Ostana, che stamattina ci ha accompagnati in un viaggio incredibile e che vi ha insegnato come si gestiscono le capre nel caso voleste comprarvene una, Gigi Ubaudi. Juan Mari Beltrán è una figura poliedrica, ricercatore, compositore, musicista, insegnante specializzato in musica popolare, animatore culturale, fondatore e ideatore del Centro di Documentazione e Museo della Musica Popolare Herri Musikaren Chocoa, dove è conservata tra l'altro la sua collezione di strumenti musicali e il suo archivio. Ha progettato un programma informatico per l'insegnamento della musica tradizionale in lingua basca, consapevole di come la musica tradizionale abbia un legame diretto con l'uso della lingua di appartenenza e dell'importanza quanto fragilità dal connubio tra lingua madre e musica. In tutto questo è stato ed è un promotore della propria lingua, la lingua basca, sostenitore della biodiversità linguistica e culturale. Ma Juan Mari Beltrán va oltre e alla domanda di cosa più lo affascina del mondo popolare risponde il suo modo di vivere e svilupparsi a partire dal rapporto con l'ambiente e l'adattamento delle manifestazioni e delle espressioni culturali alle sue caratteristiche sociali, geografiche e climatiche. Un pensiero ecologico più che mai urgente in questi anni. In tale contesto Juan Mari ha indagato, studiato e salvaguardato anche i giochi sonori, i canti che accompagnano i giochi infantili, i paesaggi sonori, considerandoli strumenti didattici utili nell'avvicinamento alla musica. Il rapporto in gioventù con il grande scultore e artista Jorge Orteiza ha contribuito indubbiamente a comprendere i valori della musica tradizionale, trovando in essa una freschezza, una libertà e una vivacità che non ha eguali e portandola a comprendere quanto nella musica tradizionale sia vicino alla musica d'avanguardia. Prima di finire di leggere, io chiederei di fare una foto anche con chi ha suonato con lui ieri sera. Lo chiamiamo? Fernando. Vieni, vieni. Juan Fernández. Queremos una foto contigo también. Ayer has tocado y cantado e todos. Ancora mondi e culture che si intrecciano e ancora in una dimensione di comprensione delle cose trasversale, olistica. Per ultimo, ma non in un'ottica di scala di valori, una questione oltremodo importante in una contemporaneità egocentrica e individualista, l'empatia. Juan Mari Beltrán dichiara di cercare sempre di trasmettere l'emozione che la musica che ha raccolto e interpretato suscita in lui. La trasmissione dell'emozione è comunicazione profonda, umana, universale. Ora, in questo ambito, tra il micro di una propria tradizione e il macro della globalità, nella perseveranza di una vita dedicata alla propria cultura linguistica e musicale, nell'essere riuscito a trasmettere insegnamenti, valori immateriali e materiali, nell'essere diventato guida e riferimento e di aver contribuito a far conoscere la cultura basca nel mondo, si conferisce a Juan Mari Beltrán il Premio Musica 2026 con gratitudine e ammirazione.
Juan Marie e Fernando ieri sera ci hanno incantato, veramente incantato, coinvolto e appassionato con la musica, gli strumenti, i racconti e di tutta la cultura che ha veramente un legame profondo con la terra, con gli animali, con la natura, con il vivente e tutti i suoi modi di vivere. E così cantiamo insieme Horiko Choria, un testo antico che descrive in modo splendido il legame e l'amore di ogni essere vivente per la propria terra e che Juan Marie ha musicato. Bene, grazie mille. Prima della foto di rito con tutti i premiati e i loro accompagnatori, facciamo gli ultimi velocissimi ringraziamenti. Ci sono state tante persone che hanno lavorato a questa edizione che non si sono viste, Flavio Monti che si è occupato dell'audio, Sara per i social media, Andrea Peire, ci sono moltissime persone che hanno lavorato nell'ombra. Quest'anno è stata indispensabile, quanto invisibile ma provvidenziale, la presenza di Elke, che ringraziamo. Ci sono tante persone.
Andrea, Yalmar, Fabio, Luca che ha realizzato il video, me ne dimenticherò sicuramente qualcuna. Il premio Stana è fatto di tante persone che non sono solo quelle che salgono sul palco la domenica pomeriggio, ma c'è un lavoro di un anno intero fatto da tanta gente che ci mette passione. Adesso noi lasciamo il palco a chi veramente ha avuto l'idea 18 anni fa di creare questo premio e ci lascia una restituzione. Do il microfono alla nostra direttrice artistica Ines Cavalcanti, il microfono a Giacomo che non può non esserci per questo ultimo discorso e lascio a voi concludere questa giornata come è giusto che sia e li accogliamo con un applauso. Grazie. Come abbiamo detto ieri, il premio Stana ha l'obiettivo di consolidarsi. Quest'anno c'è stato un salto di qualità nella partecipazione delle persone, perché è chiaro che chi viene al premio Stana si è motivato intanto a una formazione unica anche per gli studenti, per le persone che insomma fanno delle cose nel campo, e quindi l'obiettivo è quello di arrivare veramente ad essere presenti al premio Stana e di partecipare veramente in modo che, come abbiamo sempre detto, pubblico, autori, persone che accompagnano i tutor, il collettivo artistico, chi ha lavorato per fare l'antologia, tutta questa cosa qua si lega in un filo rosso. Ora il mio compito è semplicemente quello di annunciarvi che il prossimo anno il premio Stana Scrittura in Lingua Madre si terrà il 24, 25, 26, 27 giugno, sempre su 4 giorni, e che già svegliamo la parola chiave del prossimo anno, perché abbiamo visto che la parola chiave favorisce un filo rosso, una riflessione, quindi non ancora adesso, ma quando incominceremo con i social, eccetera, ci sarà questo nuovo tormentone. Come diceva Jean-Frédéric Brûle, per fortuna a noi non mancano i grandi scrittori, e credo che la frase sia uno dei più grandi scrittori occitani, e Robert Laffont, e la frase è sul poder es che de dire. E penso che questa frase vada molto di seguito con la frase di quest'anno, perché noi che cosa abbiamo? Siamo sulla talvera e il solo potere è quello di dire. E favorirà una bella riflessione, quindi avete le date, abbiamo la parola chiave, non ci resta che procedere. Grazie a tutti della vostra partecipazione. Volevo chiamare qui Walter, che ha cominciato questa avventura 18 anni fa con noi, se non è andato via. Walter Giuliano, eccolo. Fa finta di essere acciaccato, ma non è vero. Io sono acciaccato. Tieni Walter, ti lascio E questo volevo che microfono. lui dicesse 2 parole, poi mi piacerebbe che parlassero loro. Abbiamo un po' di tempo, loro il futuro. Perché poi, come dice Ines, oggi vediamo il risultato finale, però il lavoro è lungo. Walter, 2 parole? 2 parole, ma mi hai teso una trappola. Famoso per le trappole. Niente, cosa devo dirvi ancora? Abbiamo cominciato 18 anni fa, siamo maggiorenni. Io ho fatto l'accompagnatore dei primi anni proprio dell'infanzia, poi se non arrivava questa qua, probabilmente non avremmo avuto la forza e il coraggio di continuare, perché lei ha saputo costruire intorno al progetto del premio
in cui abbiamo cercato di guardare avanti, abbiamo fatto una riflessione su quali lingue minorizzate. Abbiate pazienza, ma io le chiamo non minoritarie ma minorizzate, e non è un vezzo, ma perché penso che alcune lingue non siano diventate lingue maggioritarie per questioni politiche, per vicende politiche. Non erano minoritarie nelle parlate, ma non avevano eserciti, non battevano moneta e quindi non hanno potuto affermarsi se non culturalmente. Noi abbiamo voluto evidenziare questi aspetti culturali, l'abbiamo fatto non restringendoci come sarebbe stato forse probabile nelle lingue del nostro territorio, e quindi se rimaniamo in questa valle nella lingua occitana, se ci allarghiamo il Piemonte alle lingue franco-provenzali, francese per il territorio valdese, Walser per il territorio della zona del Monte Rosa, quindi una lingua germanofona. Abbiamo fin da subito pensato che la cosa più importante in questo mondo è tornare a provare a dialogare, a conoscersi, perché attraverso la conoscenza cadono le barriere. Oggi ne abbiamo più che mai bisogno, oggi abbiamo e avremmo tante nuove lingue anche nella nostra Italia che non sono riconosciute da una legge. La scelta poi di dedicarci alle 12 è stata una conseguenza di quella legge, ma abbiamo saputo dare accoglienza in questa sede anche a lingue non riconosciute. Ricordo l'attenzione che abbiamo dedicato alla lingua dei Rom e dei Sinti, che nel dibattito parlamentare venne esclusa dalla legge nazionale, che aveva scelto come motivo per dedicarsi alle lingue minoritarie la questione territoriale, del radicamento territoriale. Cosa neanche vera per le 12 lingue, se è vero come è vero che la lingua Arbrescia oggi ha una comunità di alcune migliaia di parlanti nella provincia di Torino, presso Torino, a Chieri, perché la nostra Italia, la nostra penisola, dagli anni 60 in poi ha visto una migrazione straordinaria interna, per cui molti parlanti lingue appartenenti al sud del paese sono immigrati al nord per motivi di lavoro e di ingiustizie sociali che il nostro paese non ha saputo superare, redistribuendo ricchezza su tutto l'asse della penisola stessa. Dicevo, ci siamo dedicati anche a Rom e Sinti, perché nel dibattito parlamentare si disse, non avendo territorio, essendo per definizione la lingua dei camminanti, ce ne occuperemo a breve. Sono passati, fate il conto voi, 26 anni, dico giusto, dal 99 ad oggi, no, 27 ormai, e più nessuno ha avuto la premura di occuparsi delle lingue romanesi. Noi lo abbiamo fatto in questa sede per riaffermare l'importanza anche di quelle lingue. E quindi dall'inizio l'idea di guardare le lingue minorizzate del mondo come importante sintomo di quanto sia importante la diversità culturale, non meno di quella biologica. Io aborro quando sento parlare purtroppo di biodiversità linguistica. La biodiversità è una biodiversità linguistica, è una diversità linguistica, ma fa niente, va bene, ormai biodiversità è entrato nel linguaggio comune e lo usiamo a ogni piè sospinto, a volte anche esagerando un po'. Ma questa diversità linguistica, che è diversità non soltanto di esprimersi, ma di essere, lo abbiamo imparato qui perché abbiamo avuto da Witi Maera e quindi dai Maori agli Inuit, ai nativi americani. Basta che scorriate l'elenco dei premiati, vedrete quante lingue sono passate che hanno voluto comunicarci non soltanto un modo di esprimersi e di comunicare, ma un modo di essere. Perché ad ognuna delle lingue appartiene un modo, e l'abbiamo visto anche in questi giorni, appartiene un modo di esistere, di essere, di interpretare la vita, di interpretare l'ambiente, di interpretare la storia, di interpretare il nostro posto all'interno del divenire del mondo. E questi credo che siano gli elementi essenziali che fin dall'inizio il Premio Stana ha voluto sottolineare e ha voluto in qualche modo valorizzare. Se ne sono accorti in pochi. Quando abbiamo cominciato c'era qualche attenzione da parte delle istituzioni governative, politiche, sia locali sia nazionali. Un interesse che mano a mano è scemato. Quella legge fu pronunciata nel rispetto di un articolo della Costituzione che i padri costituenti, c'è quest'anno l'anniversario della Carta Costituente, vollero introdurre. C'era un deputato socialista, Pippo Tristano Codignola, che si batté per accogliere quello che
ancora guerra in corso, nel 46-47 un gruppo di abitanti delle nostre Alpi, quindi di montanari, noi qui ci consideriamo con orgoglio montanari, un gruppo di montanari a cavallo tra le valli del Piemonte, in particolare le valli valdesi della Valpellice e la Valle d'Aosta, seppero riunirsi e immaginare il futuro. E in quel futuro c'era tutta l'attenzione politica per la montagna, quella che ancora oggi reclamiamo al pari dell'attenzione verso le lingue e l'attenzione verso le culture locali, verso il preservare quello che significa l'essere appartenenti a un territorio che trova la sua prima motivo di essere nella sua identità, che parte dalla lingua. Io avverto sempre che identità è una parola da prendere con le pinze, è difficilissima da usare. Io ritengo che vada sempre usata al plurale. Qui non c'è in questa sala una identità, ci sono tante identità e le nostre identità esistono perché la mia è diversa dalla sua. Con il premio Ostana il tentativo è di comprendere le identità reciproche in modo che si mettano in dialogo e dialogando si comprendano. Oggi, come dicevo, più che mai questo è necessario rispetto a un fenomeno migratorio che a causa delle diseguaglianze e delle ingiustizie globali stanno attanagliando tutto il mondo e a cui non possiamo rispondere con le guerre, non possiamo rispondere, come diceva prima il sindaco Giacomo, con l'egemonia riaffermata attraverso la forza. Oggi abbiamo bisogno di comprensione, di dialogo, non c'è più nessun governante, o comunque sono pochissimi a livello internazionale. Ancora una volta dobbiamo, e ve lo dice un laico, dobbiamo fare riferimento alla voce di un'autorità religiosa come il Papa, come è stato in particolare Papa Francesco, ma anche l'attuale Papa, che ci richiamano a questa preeminenza del dialogo rispetto a uno scenario che vorremmo, andando a casa questa sera e domattina riaccendendo i social, fosse rovesciato rispetto a quello che lasceremo questa sera. Con questo auspicio io credo che noi dobbiamo continuare a lavorare e continueremo a farlo col premio Ostana, con questa splendida troupe di persone, questa brigata, direbbero i grandi chef. Noi abbiamo la nostra grande chef che è Ines, abbiamo una brigata straordinaria, abbiamo il finanziatore che sostiene tutto questo e quindi possiamo davvero guardare al futuro con grande... Siamo tutte, meno queste tre persone giovani, che quindi davanti a loro hanno orizzonti infiniti e quindi sicuramente il prossimo anno e tra 18 anni ci troveremo ancora qui e parleremo, io credo e spero, in uno scenario molto diverso, di accoglienza non soltanto delle lingue, ma di tutte le persone del mondo in una fratellanza che è sempre auspicata e mai realizzata. Buona vacanza e buon ritorno a casa a tutti. Dopo questa lezione magistralis, Roberto, presidente dell'UNCEM regionale, 2 parole, se no hai fatto 1000 chilometri per venire fino a qui? Grazie Giacomo. No, ma dopo Walter è complicato, perché ha fatto un intervento oggettivamente molto alto e condivisibile. Io voglio semplicemente ringraziare Ostana, ringraziare Giacomo, perché ogni tanto tornare a Ostana fa sempre bene per il morale, fa bene per riempirsi di nuovo un po' di le batterie, ecco. Nella pochezza purtroppo che c'è in giro, a Ostana uno si riempie le batterie. E quindi ringrazio per questi 18 anni di lavoro importante, e quindi ringraziando Giacomo ringrazio tutti quelli che hanno lavorato, bravissimi tutti. Oggi pomeriggio è stato veramente formidabile, e ringrazio Ines perché chiaramente servono, le parole sono importanti, partire con l'idea è importante, farle partire è importante, ma poi la cosa più importante è portarle avanti. E portare avanti le iniziative per 18 anni significa che c'è tanto di amor proprio nelle cose che si fanno. E quello che ha detto Walter prima, e quello che sono state le parole che sono emerse oggi in modo molto chiaro, dimostrano come il premio Ostana
sia, almeno per me, è stato oggi un grande esercizio. Un grande esercizio per due motivi. Un elogio della complessità in un mondo che semplifica tutto troppo facilmente, no? Abbiamo la risposta facile a tutti i problemi, tutti. Poi non ne risolviamo neanche uno, però abbiamo la risposta facile. Io credo che oggi qui sia stato un grande elogio della complessità nel suo massimo, del non capirsi, ok? Nel non capirsi. L'elogio del non capirsi credo che sia importante, perché la prima cosa per provare a creare quella relazione di cui parlava Walter è ammettere che c'è diversità e capire che nella diversità invece c'è grande materiale per fare delle cose diverse, non solamente sulle lingue, ha ragione Walter, ma su tanti altri temi importanti. E quindi il grande altro esercizio di oggi credo che sia stato un esercizio di grande democrazia, perché elogiare la diversità, capirne che solamente con le relazioni, solamente col dialogo, solamente parlando ci si possa trovare di nuovo insieme, credo che sia un grande esercizio. E in un paese come il nostro, in cui l'analfabetismo funzionale sta creando danni enormi, perché neanche sappiamo capire la nostra lingua, figuriamoci approcciarsi a tante altre lingue, ma credo che non ci sia strada diversa che questo tipo di approccio. E avevo letto un proverbio, non mi ricordo più di quale paese del mondo fosse, ma è irrilevante. Dice che quando uno parla una lingua è una persona, se parla due lingue è due persone. Allora credo che probabilmente più ci approcciamo a parlare lingue, a capirci tra tante lingue diverse e creiamo più persone insieme che si capiscono. E credo quindi che oggi io torno in Valmaira con meno difficoltà con quelli che sono arrivato, perché c'era la Fausto Coppi di mezzo, fiducioso, come diceva Walter prima, come è stato detto da altri che hanno parlato, perché l'esercizio che si fa a Ostana da 18 anni non è solo rivolto alle lingue, ma è rivolto alla democrazia, e credo che questo sia il messaggio più importante. Quindi grazie a tutti, grazie a Radio Beckwith, grazie a voi che siete bravissimi, formidabili, complimenti, e grazie a tutti quelli che sono arrivati da tante parti del mondo, perché credo che il mondo sia molto meglio di quello che ci stanno dando a vedere, ok? Ho il mondo a Ostana ed è meglio di quello che ci stanno dando a vedere. Grazie. Grazie. No, non essendoci Vannacci, potrei dare la parola a voi, perché mi piacerebbe sapere perché siete qui. È tutto improvvisato, quindi la voce della sincerità. Ma perché siamo qua? Io parlo, se poi dico delle robe aggiungiamole, per amore. La prima cosa che muove il mondo e che sposta le cose è l'amore. L'amore nei confronti delle nostre radici e quindi anche quelle degli altri. E per amore del lavoro che viene fatto e per amore del lavoro che loro hanno iniziato a fare e che ci hanno trasmesso. Quindi per quanto mi riguarda, al di là di tutte le ragioni che possono essere più razionali, l'amore, come diceva il poeta, è quello che muove il sole e le altre stelle, che fa venire le persone a Ostana dall'altra parte del mondo, che ci fa portare 750 strumenti che suoniamo per un minuto, che ci fa passare le notti a provare, ma anche a cantare insieme, a bere, a condividere. Quindi adesso vi passo il microfono. Per quanto mi riguarda, la ragione è quella che risponde a tutte le domande. Bravissima! Giusto un pensierino a testa, io potrei aggiungere sì, che siamo qui
perché grazie a come ci ha educato, potrei dire questa parola, proprio Ines, ma non solo Ines, Giacomo, insomma, e queste splendide persone che da tanto tempo combattono semplicemente per insegnare a tutti che è possibile questo mondo di convivenza, no? Un'antica parola citana che però ha formato culture e dimostra che possiamo stare insieme in questa splendida biodiversità, ognuno un po' a modo suo, ma in realtà è tutti insieme. E io credo che qui ho bracciato tante di quelle persone in questi anni che cambio continuamente camicie, infatti mi regalano tutti gli anni delle camicie per Ostana. Grazie a voi. Una brevissima aggiunta, perché siamo qui, l'hanno già detto i miei colleghi, amici, collaboratori, cantori, mariti, parenti, succede di tutto tra le reti del Premio Ostana e soprattutto non siamo solo qui oggi, ma siamo qui tutto l'anno. Se Ostana per 4 giorni diventa la casa delle lingue del mondo, beh, il Premio Ostana vuole essere una casa per le lingue del mondo tutto l'anno e quindi il lavoro continua di tutti i collaboratori, di tutti gli operatori culturali, dei tutor, dei professori, dei grandi professionisti che sono qui attorno a noi, e vi invito a seguire il sito internet su cui troverete le interviste, gli aggiornamenti, potete iscrivervi alla newsletter, seguiteci sui canali social e vi preghiamo di dire la vostra, perché siete qui? Ecco, se ce lo raccontate anche nei prossimi giorni, quando sarete rientrati a casa, saremo molto felici. Bene, hanno già detto tante cose, ma sicuramente se siamo qui è perché abbiamo voglia di essere qui e oltretutto l'anno anche proprio in questi giorni, e penso che nel mio caso, se penso a cosa mi rimane da un anno all'altro e che mi fa aver voglia di essere qui, sono dei suoni, delle vibrazioni, delle immagini che si legano un po' a ciò che mi ha portato qui la prima volta, forse, no? Portare della musica, e quindi vorrei concludere, visto che Giacomo ci ha tirato dentro, anche con lui, con un ultimo canto, che poi non è mai l'ultimo, ma ancora una. No? Quindi prima però io ti do l'appuntamento fra poco, ma tu parla. No, Ines ci ricorda che dobbiamo fare la foto, però prima volevo dire una cosa, che tutti gli anni conosciamo persone nuove e alcune ci colpiscono casualmente a volte. Quest'anno ho incontrato Sylvie che arriva da Montpellier e mi parla in occitano e mi dice: io una parte di me arriva da Ostana. Cioè, sono cose incredibili, perché sua nonna era di Ostana. Però a parte questo, ieri sera cenando, lei ha un problema di successioni, no? Ha una casa in comunità con altri e non riesce a risolverlo. E mi ha detto: io non voglio altre eredità che le mie radici, e lascia tutto, però ci tengo alle mie radici. Ma pensate che persona! Mi diceva Ines che, come tutti gli anni succede, alcune persone si fermano la domenica sera a Ostana, quindi chi ha piacere di fermarsi ancora con noi per il passo condiviso, alle 7:30 c'è la cena alla Galaberna, dovete solo dircelo perché così noi diciamo quante persone ci sono. Direi che possiamo concludere dandovi appuntamento all'anno prossimo, alla fine di giugno, dal 24, come ha detto Ines. Ringraziamo ancora tantissimo Radio Beckwith, facciamo un applauso, che ci ha trasmessi in streaming.
tutto il pomeriggio siamo stati in onda per questo evento, grazie ancora tantissimo. E vi salutiamo con una canzone, giusto? Sì, con Sam Montagnol. Io direi che posiamo i microfoni perché così siamo veramente alla pari e la cantiamo tutti insieme, ma non scappate perché i premiati e testimonial dopo vengono qua e si fa la foto tutti insieme. Sì. Ok. Montagnolo